L'anno scorso sarebbe stato il derby della Valle Genovese dello Sturla. Con lo spostamento del campo di casa al Piccardo di Borzoli, Santa Tiziana San Desiderio rimane comunque derby dei Santi, rimane soprattutto sfida già decisiva in clave playoff, con i gialloneri di Balbi a tallonare la zona blu e i neopromossi di Fibrini, autentica rivelazione di questo avvio di campionato, a mirare addirittura quella verde della promozione diretta. La gara si gioca prettamente a centrocampo, sembra il Sanda fare la partita nei primi minuti, ma il Santa Tiziana ad avere la prima occasione al quarto d'ora con l'involontaria triangolazione che porta al tiro Scarsi, reattivo Chesi nel chiudere il primo palo. La formazione di casa è un diesel e al 20° Milone sfonda a destra prima di servire Barbieri, da dimenticare la conclusione altissima del numero 9. L'inerzia del match è però cambiata e al minuto 26 Ferraro addolcisce un lancio di 30 metri di Urso e chiama Chesi al secondo intervento decisivo. Gli applausi del Piccardi sono da dividere tra la parata del numero 1 e la giocata sontuosa dell'ex corniglianese. È il centro-sinistra per il lato debole dei giallo-blu e il gol sembra nell'aria, e infatti al 33° proprio dalla sinistra arriva la verticalizzazione per Barbieri. Il numero 9 fa sportellate con Lucentini prima di infilare in buca d'angolo con un rasoterra chirurgico. Vantaggio meritato, esultanza polemica nei confronti del numero 5 e primo tempo che si esaurisce qui, anche se il montaggio di Enrico Figus sembra iniziare con un déjà vu, perché al quinto minuto c'è il break a centrocampo di Moro che lucidamente serve Ferraro sul filo dell'offside. Il numero 7 con freddezza olimpica salta Chesi e deposita comodamente del sacco quello che più che un gol sembra una serie ipoteca sui 3 punti. Anche se il Sande non ci sta e si butta in avanti, l'occasione per riaprire l'incontro arriva già al 15°, ma il mancino terrificante di Delia dai 28 metri sbatte sulla traversa e rimbalza sulla riga senza sorpassare per intero. E allora l'11 di Balbi sfrutta le praterie concesse dagli ospiti per mettere il punto esclamativo sul match. A farlo è ancora Barbieri che dopo una fuga solitaria entra in area dalla destra e piazza la sfera all'incrocio dei pali. È la gara dei déjà vu, perché come dopo il 2-0 i gialloblu si buttano in avanti e come prima è il Legno ad occludere ogni velleità di rimonta. È infatti il palo sinistro alla mezz'ora a stoppare l'incornata di traverso. Incurante del pesante passivo, al 40° arriva la rete che riapre parzialmente l'incontro. Bisogna per Scappagano in area di rigore il numero 6 Fredda Pinna con un preciso lob che dà nuova linfa agli uomini di Fibrini, tanto che al minuto 43 ci vuole un super pinna su incornata di Gilardi per impedire la riapertura ufficiale della gara. E allora in pieno recupero arriva il gol del definitivo 4-1, e se quello di Pagano era un delizioso pallonetto, quello che fissa il punteggio di Campisi è un autentico cucchiaio che punisce severamente il San Desiderio e fa schizzare le quotazioni del Santa Tiziana. Strapotere Santa Tiziana, la formazione di Balbi mortifica con 4 reti il San Desiderio e si rilancia clamorosamente per la corsa playoff.